L'istituto minerario ho deciso di frequentarlo principalmente all'inizio perché era la scuola più vicina a casa. In realtà volevo fare informatica, poi sono stato convinto anche dai miei genitori a fare il perito minerario e comunque era una scuola che aveva una tradizione importante e poi mi ci sono appassionato andandoci. Nel mondo del lavoro ho iniziato nel modo più classico in Luxottica, uscito da scuola senza nessuna esperienza, ho fatto 3 anni in Luxottica, dopo finalmente ho avuto l'opportunità di entrare a lavorare in cantiere, ho iniziato come operatore a fare idrodemolizioni nella zona per un'impresa di Treviso. Dopo 2 anni circa sono andato a lavorare a Verona per Villaga Calce, ho avuto la possibilità di diventare responsabile in cava nella Veronese. Sono rimasto lì circa 8 anni, dopodiché ho avuto non la possibilità, ho avuto l'offerta di lavorare all'estero, un'esperienza che volevo fare, ho fatto 2 anni in Kenya per contribuito alla costruzione di una strada, 90 km di strada che va da Nairobi verso il Masai Mara, il famoso safari, il famoso parco nazionale. Sono rientrato in Italia, ho lavorato per un'impresa che progettava impianti geotermici per un altro 2 anni, poi per questioni familiari, mia moglie essendo del Kenya, logisticamente avevo dei problemi ad andare avanti e indietro da Bergamo, ho avuto la possibilità di tornare a lavorare di nuovo in Kenya per anni, sono rimasto lì in altri 5-6 anni a lavorare in Kenya. Una volta finito il cantiere in Kenya sono rimasto ancora giù in Africa, ho lavorato in Uganda per altri 5 anni circa. Lì purtroppo non potevo stare con la famiglia e quando ho avuto la possibilità sono rientrato a lavorare in Italia. Ho avuto la fortuna di lavorare per un gruppo importante come Italcementi per 2 anni e attualmente mi sono spostato in Carnia dove sono più vicino a casa, mi sono avvicinato a casa per motivi familiari, visto che la mia famiglia, mia moglie e i bambini si sono trapiantati in Agordino a Taibon. Ho avuto la fortuna di fare varie esperienze, di girare il mondo grazie allo studio, grazie al mio titolo di studio e di conoscere molta gente, conoscere diverse culture e poter avere la fortuna di avere un bagaglio umano, di trovare tanta gente di diversi paesi, collaborare con gente, non so, di Israele, con americani, con francesi, con gente locale, con pakistani, delle zone più disparate del mondo. E questo, col senno di poi, è stata la scelta giusta aver fatto questa scuola. Scuola che mi ha dato molto, scuola che anche a livello di professori e quant'altro ho avuto la fortuna di avere persone eccezionali che mi hanno insegnato il lavoro, sia a scuola che sul campo.